Devo dare il risultato del sondaggio, ma a questo punto lo facciamo con uno show, non era previsto. Mi riuscite a passare? Ecco, grazie. Presidente? Buonasera. Massimiliano Fedriga, grazie per essere con noi. Che succede? L'hanno fatta arrabbiare? No, ma perché guardi, io penso che serva serietà verso i cittadini e raccontare la verità ai cittadini. Io ho sentito delle dichiarazioni che sono totalmente lontane dalla realtà, sia in manifestazioni di piazza della CGIL. Noi non stiamo privatizzando nulla. Il privato convenzionato intanto non è un servizio privato, ma è un servizio pubblico perché è gratuito e universalistico. E noi siamo e rimaniamo la regione che in Italia, dopo la provincia autonoma di Bolzano, ha il più basso numero di privato convenzionato. Mi sorprende che la CGIL non vada in regione guidata dal Partito Democratico, dove il privato convenzionato, che rimane pubblico, infatti io non accuso quelle regioni perché non strumentalizzo, però dove il privato convenzionato è ben più alto che in Friuli-Venezia Giulia. Le faccio vedere il risultato del sondaggio a questo punto, dai. Vediamo cosa dicono. Erano più di 1500 telefonate fino a poco fa, mi pare, almeno durante la pubblicità. Cosa dice? Terzo mandato, Friuli-Venezia Giulia vuole introdurlo comunque, dovrebbe introdurlo comunque, sì per l'86%. Che dice, Presidente? Vedremo se il Consiglio vorrà rispettare la volontà popolare. Dal vostro punto di vista, vi si può chiedere che cosa pensate del terzo mandato? Se poi la domanda, tanto per non nascondermi dietro un dito, visto che una certa massa è sei preoccupato per il fatto che non essendoci eventualmente il terzo mandato si cambi l'assetto politico della regione, io su quello devo dire che in questi anni si è lavorato bene con la regione Friuli-Venezia Giulia, sia con la parte presidenziale ma soprattutto anche con la parte di assessori. Quindi io oggi, venendo dal mondo del lavoro, direi che una delle grosse preoccupazioni è non soltanto il terzo mandato, ma anche il fatto di poter avere degli assessori che non hanno dimostrato la stessa sensibilità, come ad esempio nel caso dell'assessore al lavoro Alessia Rosolén. Esatto. Cioè, lei dice, è una oggi garanzia, Alessia Rosolén per alcuni argomenti penso sia un momento di unità, di tranquillità, di competenza che ha fatto. Poi è chiaro che non si può vincolare una persona a vita su questo.